Dicembre e gennaio in Veneto le prime dosi di vaccino anti-Covid. La priorità sarà per il personale sanitario, intanto corsa a reperire nuove dosi di vaccino anti-influenzale. Cresce la pressione sugli ospedali del Veneto, ma dice il governatore Zaia la situazione è ancora sotto controllo, ci fa sperare di restare in zona gialla. Domani la decisione, si riaccende intanto la polemica sull'affidabilità dei test rapidi. Il commento del nostro direttore Bacciali dopo le minacce di querela da parte di quei medici di famiglia che continuano a rifiutare di praticare tamponi ai loro pazienti. Oltre 23.000 controlli anti-Covid in una settimana in Veneto, 325 le sanzioni, dati diffusi oggi dal Viminale, variati, i cittadini stanno dimostrando responsabilità. Scuola, sì, ad un ritorno in presenza dopo Natale per la dirigente Palumbo, ma senza passi falsi, serve un piano di rientro graduale. Aperto il terzo tratto della superstrada Pedemontana Veneta, quello che da Breganze arriva fino a Bassano, il nostro viaggio lungo la Pedemontana. L'omicidio di Isabella Noventa, la Corte di Cassazione conferma le condanne per i fratelli Freddy e Deborah Sorgato e Emanuela Cacco, il fratello di Isabella, Paolo. Giustizia è fatta, ma io non ho più mia sorella. Ben ritrovati, buonasera, questa è l'informazione di Antenna 3 Veneto. Allora, la parola con cui diamo inizio a questo telegiornale è vaccino anti-Covid, perché per la prima volta se ne parla in maniera davvero concreta. Allora, arriverà tra dicembre e gennaio e sarà disponibile in Veneto. La priorità sarà per il personale sanitario. E poi oggi dal punto stampa di Marghera anche l'annuncio con i dati sul vaccino anti-influenzale. Vediamo. Il governo italiano e quindi la regione Veneto si iniziano ad attrezzare per l'arrivo e la distribuzione dei vaccini anticoronavirus. Le prime dosi dovrebbero essere disponibili tra dicembre e gennaio. Il Ministero della Salute ha chiesto al Veneto una rilevazione circa la possibilità di stoccare i vaccini sia sotto i 60-80 gradi, sia in frigoriferi da 2 a 8 gradi. La Protezione Civile Nazionale ha invece chiesto i numeri del personale sanitario regionale, categoria che verrà vaccinata con priorità, probabilmente col vaccino della Pfizer. Questa è una rilevazione che è partita per tutte le regioni, noi stiamo raccogliendo i dati e quindi forniremo sia al Ministero che alla Protezione Civile naturalmente questi dati. Questo significa che la macchina organizzativa è partita e pertanto via via che avremo informazioni noi avremo la possibilità di organizzarci. Altra questione riguarda il vaccino antinfluenzale, la cui richiesta nell'anno del Covid si è rivelata superiore alle previsioni. L'anno scorso il Veneto aveva acquistato 800.000 dosi, quest'anno sono state aumentate a 1.320.000, già quasi tutte consegnate, più un'opzione già esercitata su di un ulteriore 20%, che però deve ancora arrivare. Secondo le aziende sanitarie interpellate dalla Regione, per colmare le richieste servono al momento altre 50.000 dosi. Il Ministero della Salute ha detto a tutte le regioni di avere a disposizione del vaccino antinfluenzale proprio per l'utilizzo in età pediatrica dai 6 mesi ai 18 anni. Noi ne abbiamo richiesto 50.000 dosi. Per quanto riguarda invece il vaccino quadrivalente, che è quello che si utilizza per tutti i soggetti anche di età superiore, abbiamo chiesto all'azienda 80.000 dosi. Fatto salvo che tutti, se lo desiderano, devono potersi vaccinare, il Ministero individua fasce d'età e di categoria a rischio cui deve essere riservata priorità e vaccinazione gratuita. Quest'anno, peraltro, una circolare ministeriale ha abbassato da 65 a 60 anni la fascia d'età in cui il vaccino antinfluenzale è fortemente consigliato. Abbiamo congelate 30.000 dosi da dare ai farmacisti e li daremo ai primi di dicembre, perché con loro abbiamo concordato che speriamo di potergliene dare anche di più se il Ministero ce li dovesse dare. Quindi questa al momento le farmacie non ne hanno a disposizione perché non ce n'è sul mercato. Allora, se questi sono i numeri dei vaccini, adesso vediamo invece quello dei contagi registrati nelle ultime 24 ore. I dati purtroppo sono ancora in rialzo, sono 3.866 nuovi positivi in Veneto, ai 2.418 di stamattina si aggiungono i 1.448 delle ultime 12 ore. Nelle ultime 24 ore in Veneto i decessi sono stati 57, 39 nelle ultime 12 ore. E cresce la pressione sugli ospedali del Veneto, ma dice il governatore Zaia la situazione è sotto controllo, dovrebbe permetterci di restare in zona gialla. Lo ascoltiamo. Quello che più ci preoccupa è quello che è l'area non critica, cioè i ricoverati che non sono in terapia intensiva.
Avete visto che sono più di 2200, 2242 per la fattispecie, e rappresenta la vera pressione ospedaliera. Con 300 persone in terapia intensiva, oltre 2.200 in area non critica, 8.000 pazienti non Covid, la situazione negli ospedali veneti è molto difficile, ma comunque sotto controllo, cosa che, afferma il presidente Zaia, consente al Veneto di sperare di rimanere in area gialla. La decisione è attesa per domani sera, mentre l'ordinanza regionale scade domenica. Se dovessero mettersi in altre aree, no, perché comunque le assorbe. Però noi speriamo proprio di non andarci in altre aree. Circa l'avvio della stagione invernale sulla montagna veneta e le prossime festività natalizie, che comunque saranno sicuramente senza assembramenti, Zaia non si sbilancia. Noi tifiamo perché venga la neve, ne venga tanta e si possa tornare alla normalità. Da qui alla normalità c'è di mezzo il buonsenso, nel senso vedremo di capire giorno dopo giorno quale sarà l'evoluzione. Non vorrei che qualcuno pensasse che adesso possiamo far festa perché si sta scendendo. Abbiamo ancora 2500 persone ricoverate e anche oggi abbiamo un più 50, più 40, quant'è? Finché c'è più lì vuol dire che non stiamo scendendo. Nel frattempo si riapre il fronte sull'attendibilità dei tamponi rapidi con il Comitato Tecnico Scientifico del Veneto che chiede non vengano utilizzati sul personale sanitario. Zaia pone quindi la questione a livello nazionale. Questo è un elemento diagnostico certificato da tutto il mondo. Se viene messo in discussione deve essere messo in discussione per tutti e non solo per alcuni, e non solo alcuni, intendo regioni, e quindi noi lo rimbalziamo a livello nazionale. Adesso vi facciamo sentire il commento del direttore Luigi Baccialli in merito a quei medici di base che hanno minacciato querela, continuano a non voler praticare i tamponi sui loro pazienti. Buonasera, siamo sepolti da diffide, richieste di rettifica, minacce di querela da parte degli studi legali dei medici di base che non accettano le critiche. Qui siamo ormai alla lesa maestà. Noi da giorni ci limitiamo a dire che tutti i medici di base, non soltanto i 650 che hanno fatto sto lavoro gratuitamente da anni, debbano fare i tamponi, tutti, nessuno escluso, e questo ai medici di base del Veneto non garba. Pensate che ce n'erano 650 che da anni gratuitamente fanno i tamponi e una buona parte degli altri 3.000 continua invece a puntare i piedi, nonostante un accordo che ha portato loro 18 euro a tampone più 6 per l'infermiera, più le dotazioni di sicurezza, nonostante tutte le garanzie. Loro non vogliono essere paragonati agli USCA, cioè i dottori giovani, che sono quelli delle unità speciali di continuità assistenziale, nonostante una sentenza del TAR che abbia respinto il ricorso dei medici per non essere paragonati agli USCA, e sono giovani dottori che vanno nelle case dei malati di Covid. Quindi non capiamo perché tutta questa ostinazione e tutta questa rabbia. Noi siamo sempre dalla parte dei cittadini e delle famiglie. Guadagnano questi medici di famiglia più dei medici ospedalieri. I medici ospedalieri in questa fase Covid stanno facendo dei turni massacranti, stanno rischiando la vita, hanno perso la vita in molti casi, così come tanti medici di famiglia che prestano la loro opera, che rischiano, che sono in pericolo, ma che non devono rinunciare al giuramento di Ippocrate, cioè quello che loro hanno tenuto solennemente all'inizio della loro carriera e che li impegna ad assistere i malati sempre e comunque. Quindi noi non ci facciamo intimidire da queste minacce di querela, qualora poi la diffamazione esistesse, perché non abbiamo diffamato nessuno e non vogliamo attaccare nessuno, e invitiamo tutti a seguire quello che ci sembra il miglior invito espresso dal Presidente Zaia recentemente, proprio nei confronti dei medici di base che non vogliono fare appieno il loro dovere. Questo. Ma c'ha i tamponi, va a fare i tamponi. E in prima linea nella lotta al Covid ci sono anche loro, i medici e infermieri che lavorano al SUE. Ma andiamo a Vicenza. Una madre che ovviamente è positiva, che il quadro si è aggravato, poco prima di caricarla in ambulanza si è rivolta ai figli dicendo: ragazzi, ormai siete grandi, qualsiasi cosa accada io vi voglio bene. È difficile lasciare lì una frase del genere, è chiaro che questa cosa poi la si porta a casa.
Una storia delle tante che quotidianamente vivono i soccorritori infermieri del SUEM 118 di Vicenza, angeli vestiti da palombari che ogni giorno affrontano il Covid andando nelle case di chi è positivo, affrontando con loro ansie, timori, paure. La domanda più frequente è: ma se porto papà, mamma, fratello, figlio in ospedale poi non possiamo più vederlo, è questo che arriva, e questo è realmente, effettivamente, quindi tante volte rifiutano anche di venire. E questa seconda ondata del Covid sembra anche essere peggio di quella di primavera. Ci siamo trovati di colpo nell'arco del periodo che va dal 1° ottobre ovviamente ad oggi, a dare una risposta che è praticamente un aumento di più di 4.000 chiamate rispetto allo stesso periodo, che quindi non era Covid, dell'anno scorso. Il 50% delle uscite delle ambulanze sono per il Covid, cresciuti in maniera esponenziale i trasferimenti dei pazienti tra gli ospedali, mentre la centrale operativa è subissata dalle chiamate anche solo per chiedere informazioni. Chi ci chiama in centrale operativa ci chiama con sentimenti di paura, angoscia, di tristezza e anche sensazione di abbandono. A volte ci chiamano anche piangendo, ci troviamo di fronte adulti, anziani, ma anche giovani. Un impegno, quello di tutti gli operatori SUEM, che va oltre l'aspetto professionale. C'è anche un impegno emotivo, non c'è solamente l'impegno professionale dietro, l'impegno emotivo legato a tutte le situazioni che si sono configurate e che ovviamente alle quali nessuno di noi si abituerà mai. Sono arrivati i dati del Viminale, li ha diffusi il sottosegretario agli interni Achille Variati. Su 23.000 controlli anti-Covid in Veneto in una settimana sono state staccate 325 sanzioni. Sono ancora giorni difficili questi per la pandemia e lo sappiamo tutti, ma ci sono dei dati che sono francamente positivi e dei quali essere fieri. Nella scorsa settimana sono state fatte dalle forze di polizia 23.244 controlli nelle nostre piazze, nelle nostre strade in Veneto, e solo 325 sono stati i cittadini che sono stati sanzionati. Sono stati fatti 5.609 controlli negli esercizi commerciali, bar e ristoranti, e solo 24 sono stati sanzionati. Questo significa che ciascuno di noi si sta comportando bene, con senso di responsabilità, ed è quello che dobbiamo fare. Da un lato ringraziamo le forze di polizia per lo straordinario lavoro che stanno facendo, dall'altro il nostro futuro, la nostra salute, la ripresa della nostra vita normale dipende da noi, dai nostri comportamenti. Noi, veneti, siamo nella direzione giusta. Parliamo di scuola. Il ministro Azzolina ha detto possibile un ritorno in classe per gli alunni dopo le vacanze di Natale. Noi abbiamo sentito la dirigente Carmela Palumbo che ha detto bene un ritorno in presenza, ma che non sia un passo falso, è necessario evitare gli errori fatti a settembre. Se riaprire vuol dire tornare tutti in presenza e trovare gli stessi problemi di prima, soprattutto quelli legati al fuori dalla scuola, evidentemente faremo un passo falso. Riportare i ragazzi in classe è un obiettivo che tutto il sistema scolastico deve perseguire, non ha dubbi la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, abbrodata ad un ruolo tanto caro a lei dopo un incarico al MIUR di Roma. Occorre farlo però, ribadisce, con forza, con realismo e questa volta con un piano ben preciso. In questo mese e mezzo, quello che sarà, vedremo, insomma, bisognerà lavorare proprio su quello che ha funzionato meno, sui punti critici. Ripartenza in presenza, ma in una logica di gradualità e sempre con l'occhio puntato agli indici epidemiologici che rimangono il faro che deve guidare ogni scelta del governo. Ad oggi in Veneto, dalla ripresa dell'attività scolastica, sono stati chiusi per microfocolai soltanto alcuni plessi. Il contact tracing ha dato segni di difficoltà, soprattutto nell'ultimo periodo. I ragazzi hanno dato prova di grande maturità, ha sottolineato Palumbo dal suo ufficio veneziano dopo gli ultimi incontri proprio con i presidenti delle consulte studentesche del Veneto che in questi giorni hanno manifestato. Noi pensavamo che nel nostro mondo, avanzato, civilizzato, il diritto all'istruzione fosse qualcosa di acquisito, no? Di scontato, e invece questi eventi ci stanno dimostrando che ci dobbiamo a volte conquistare anche diritti, riconquistare diritti che diamo per scontati. Quindi grande ammirazione e rispetto per queste manifestazioni.
Restiamo in tema scolastico, andiamo a Padova con i bambini delle primarie e i ragazzi delle medie che studiano a casa con i genitori. Si tratta di didattica parentale richiesta e ottenuta da alcune famiglie straniere residenti proprio a Padova. Siamo alla didattica parentale. Il Covid porta anche a questo. Alcuni bambini delle primarie studiano a casa con i genitori che si tengono in contatto con la scuola. Si tratta di piccoli con condizioni di salute fragili da tenere lontani dalla comunità scolastica, che per quanto organizzata al meglio è pur sempre una comunità. Sembra che gran parte di questi bambini appartengano a famiglie cinesi. A due presidi abbiamo chiesto la fotografia dei contagi e della gestione Covid nei loro istituti. Ci sono tantissime situazioni di contatti di familiari, quindi bambini che stanno a casa perché a casa hanno il genitore o il fratello positivo. Questa è una realtà che pian pianino sta aumentando, perché poi noi naturalmente dobbiamo lasciarli a casa come contatti e quindi poi attivare una didattica integrata, nel senso che in presenza c'è la classe e il ragazzino è collegato da casa se la cosa perdura nel tempo. Quindi dovesse definirla con un aggettivo questa situazione? Guardi, è una situazione irreale. La situazione è più difficile nella primaria, nella secondaria di primo grado. Nel secondo grado devo dire che i ragazzi sono molto bravi, anche i professori. Se dovesse usare un aggettivo, come definirebbe questa situazione da dirigente scolastica? Difficilissima, molto difficile, perché i ragazzi hanno un bisogno di tranquillità, di normalità e noi cerchiamo di dargliela, ma è in divenire, quindi insomma siamo sempre un po' in affanno alla ricerca di trovare la situazione e le strategie migliori per offrire l'erogazione del servizio. Giornata storica per i bassanesi, ma non solo, anche per tutti i veneti. È stato aperto questa mattina il terzo tratto della superstrada pedemontana veneta, quella che collega Breganze a Bassano del Grappa. Superstrada pedemontana veneta, 19 novembre 2020, ore 12. Il tratto Breganze-Bassano Ovest è ufficialmente aperto. Il casello di Bassano Ovest è entrato in funzione. È un giorno storico per i bassanesi e non solo. Questa grande infrastruttura destinata a collegare il Vicentino con il Trevigiano da Montecchio Maggiore a Spresiano era attesa da decenni. I cantieri sono stati aperti a fine 2011, 9 anni di lavori e oggi si possono percorrere 35 dei 94 chilometri totali della grande arteria, ma non si dovrà attendere molto per l'apertura anche della parte trevigiana. Il nostro viaggio lungo la pedemontana è il più grande cantiere d'Italia in questo momento, un'opera da 2 miliardi e 258 milioni di euro. Parte da Malo per arrivare proprio a Bassano. Passato il casello di Breganze, entriamo nel nuovo tratto di pedemontana, 15 chilometri passando per Colceresa e Marostica. In questo momento ci troviamo all'altezza di Marostica. Alle mie spalle, la vedete, c'è la galleria, è lunga 600 metri. A seguire c'è una seconda galleria, questa volta della lunghezza di 300 metri e poi si proseguirà verso Bassano del Grappa. Abbiamo appena superato le gallerie di Marostica, stiamo proseguendo questo viaggio inaugurale del tratto Breganze-Bassano e abbiamo appena visto il cartello con l'indicazione del casello Bassano Ovest a 4 chilometri. Come potete vedere, il casello di Bassano Ovest è a 850 metri da questo punto. Alle mie spalle il ponte sul fiume Brenta, un ponte di 440 metri con 7 campate. Stiamo arrivando al casello di Bassano Ovest, dove troveremo anche il centro direzionale della superstrada pedemontana veneta con la centrale operativa di controllo sull'intera infrastruttura. Quanto costa percorrere la pedemontana veneta? Costa 0,16 centesimi ogni chilometro. Praticamente salendo a Bassano Ovest per andare ad imboccare la A31 si spenderanno 3,50 euro. Il nostro viaggio si ferma a Bassano Ovest. Per l'apertura di un altro tratto di pedemontana fino a Montebelluna si dovrà attendere la primavera del 2021. Per gli innesti sulla A27 e la A4 invece dovrà arrivare il 2022. Ed ora pochi secondi di pubblicità.
Ben ritrovati, ripartiamo dall'omicidio di Isabella Noventa, uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016, perché sono definitive le condanne a 30 anni di carcere per Freddy Sorgato, la sorella Deborah, e per Manuela Cacco. A stabilirlo la Corte di Cassazione a Roma. Presente all'udienza della Cassazione c'era Paolo Noventa, il fratello di Isabella. Purtroppo qui non abbiamo vinto, l'unico vincitore è la giustizia che ha trionfato. È una soddisfazione, ma non è una gioia. Purtroppo nessuno mi ridarà mia sorella, purtroppo una madre non ha potuto avere il corpo di sua figlia, adesso si dovranno solo assumere le proprie responsabilità e scontare la loro pena. Ha lottato come un leone per difendere la memoria della sorella, perché giustizia fosse fatta e da ultimo per ritrovare il suo corpo. Voleva poterla piangere e ricordare, come lo voleva fino all'ultimo respiro, mamma Ofelia, mancato a 87 anni a fine dicembre. Non aver trovato i suoi resti mortali resta il grande cruccio di Paolo Noventa. Una cicatrice che rimarrà indelebile sulla mia vita. Però bisogna andare avanti, si va avanti e adesso si volta pagina. Un impianto accusatorio granitico ha retto il processo, tanto che in Cassazione non era mai accaduto. Freddy e Deborah Sorgato e Manuela Cacco hanno smentito se stessi. Il corpo di sua sorella, secondo lei, avrà modo di ritrovarlo? Ho visto che queste persone non hanno nessuna coscienza, per cui non spero nel loro rimorso. Io mi auguro un caso fortuito possa restituirci il corpo. Meno di 90 giorni ai Mondiali di sci di Cortina 2021, l'unico primo evento sportivo internazionale autorizzato durante la pandemia. Siamo pronti, ha detto questa mattina il presidente della Fondazione Cortina 2021, Alessandro Benettò. Noi siamo pronti all'evento dal punto di vista sportivo, i servizi avanzati, le infrastrutture che riguardano le gare di sci. Tutto è pronto a Cortina per ospitare i Mondiali 2021, anche se l'evento che tutti immaginavano potesse essere il primo post-Covid si svolgerà durante la pandemia. Flessibilità l'imperativo per l'organizzazione, pronta ad adattarsi a una formula che ancora non si sa come sarà. Il presidente di Fondazione Cortina 2021 parla da casa, l'amministratore delegato Valerio Giacobbi dagli oltre 2000 metri della terrazza del rifugio Duca d'Aosta per la conferenza che ha presentato una partnership con Telepass che attiverà da febbraio 2021 il servizio di ski pass anche nel comprensorio ampezzano. Dall'app di Telepass si potrà acquistare la ski card in edizione limitata per i mondiali, riceverla direttamente a casa e poi sciare a Cortina senza fare code alle biglietterie. Cortina ha voglia sicuramente di modernità, in particolar modo per quanto riguarda l'offerta dei servizi. La mobilità è certamente uno dei punti fondamentali ai quali stiamo guardando, quindi ritengo che Telepass possa essere una grande opportunità, non solo strettamente legata ai mondiali, ma anche in prospettiva olimpica. Completati i lavori infrastrutturali, ora l'impegno è rivolto alla realizzazione delle strutture temporanee per gli addetti ai lavori. Ha lavorato veramente tutta una comunità assieme, quindi dagli impiantisti agli albergatori all'amministrazione comunale, e c'è stato un grande lavoro corale che è durato 3 anni per arrivare a questo momento. La Fondazione sta lavorando con le strutture sanitarie per la definizione dei protocolli di sicurezza per gli atleti, per l'organizzazione e per il pubblico che forse potrà essere ammesso. Continuate a tifare per noi, perché alla fine della giornata, se vince Cortina, vince l'Italia. In occasione anche quest'anno della giornata mondiale dei diritti per l'infanzia si rinnova anche quest'anno l'iniziativa In Farmacia per i Bambini, progetto che vede coinvolte le farmacie comunali e il Banco Solidale di Mirella Tuzzato. Sarà possibile partecipare alla raccolta di prodotti per la prima infanzia dal 20 al 27 di novembre. Basta davvero un piccolo gesto per aiutare un bambino che in questo momento può essere in difficoltà. È un appello
forte, quello lanciato ai trevigiani dal sindaco Mario Conte. Ancora una volta i cittadini avranno la possibilità di dimostrare la generosità di questo territorio partecipando all'iniziativa In Farmacia per i bambini. Dal 20 al 27 novembre nelle 10 farmacie comunali della città si potrà con un semplice gesto aiutare piccoli in difficoltà economiche. E comprare dei prodotti anche a piccoli costi per aiutare questi bambini in emergenza sanitaria e in povertà sanitaria. Purtroppo sappiamo che la condizione del Covid ha peggiorato e aggravato la situazione. La raccolta poi verrà effettuata dal Banco Solidale, pertanto ringrazio anche Mirella Tuzzato per la disponibilità, e verranno poi distribuiti alle persone e alle famiglie bisognose del territorio, pertanto una beneficenza proprio a chilometri zero. Pannolini, omogenizzati, biberon, semplici prodotti che però significano molto per quelle famiglie che anche a causa del Covid stanno affrontando un momento delicato. Una bella iniziativa a favore dei bambini che con poco si possono aiutare, appunto lasciando un medicinale o una confezione di pannolini pagati in farmacia. Solidarietà che si rinnova e che in questo difficile periodo assume un significato ancora più importante. Faccio un grande appello alla sensibilità dei trevigiani che già nella scorsa edizione si sono dimostrati bravissimi. E noi chiudiamo con questo appello alla solidarietà. Grazie per essere stati in nostra compagnia a seguire il TG di Venezia. Arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Bentrovati al meteo. Correnti più umide, foriere di piogge interesseranno l'Italia. Il nostro territorio sarà coinvolto soltanto in parte. Vediamo insieme lo scenario di venerdì 20 novembre. Sul Veneto il tempo sarà instabile, lo vediamo dalla grafica. Al mattino sarà infatti possibile qualche rovescio in pianura. Dal pomeriggio però la situazione sarà destinata a migliorare con fenomeni in esaurimento e un cielo decisamente più soleggiato. Temperature senza particolari variazioni, minime tra 1 e 5 gradi, massime invece tra gli 11 e i 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, avremo molte nubi inizialmente, anche con occasionali precipitazioni sparse, più sole invece durante le ore pomeridiane. Temperature minime fino a 5 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche in questo caso in mattinata cielo nuvoloso con isolati piovaschi, poi ampio soleggiamento. Temperature minime di poco sopra lo zero, massime fino ai 10 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.